Buonasera, 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 come state? Ah, non c'è male, potrebbe andare meglio, così così, si stava meglio quando si stava peggio, bene, insomma di tutto e di più. Solo che il lockdown in qualche modo, specialmente al telefono, ha cambiato questa buona abitudine del chiedere come stai, perché al come ti rispondono invece col dove. Mi spiego meglio. Aprile del 2020 chiamo un amico mio, Totò, come stai? A casa. Non ti ho chiesto dove sei, ti ho chiesto come stai. E io, a casa. Ciccio, come va? Come stai? Ho supermercato. E allora cosa volevano fare loro con queste risposte fondamentalmente? Abbreviare la conversazione, cioè dare due risposte a una sola domanda. Cioè, se io sogno a casa e sogno sempre a casa, come posso catavere a casa? Cioè, che mi chiedi come sto? È ovvio che non sto bene. Lo stesso per il supermercato, visto che è uno dei pochi posti dove si può andare. È chiaro che davanti alla risposta come stai? A casa di mia suocera è più evidente, più eloquente di così non si potrebbe, perché se uno è a casa della suocera vuol dire che non sta assolutamente bene, quindi le cose non vanno bene. Ma anche in questo caso il lockdown ha fatto un miracolo, perché io da almeno mezzo secolo mi sento ripetere ogni domenica da almeno 20-30 anni la stessa croce, ir a mangiare a casa di miei suoceri, non ne posso più, una croce ogni domenica. Bene, durante il lockdown, dopo il primo mese, mese e mezzo, ho sentito mariti dire alle mogli: ti ricordi com'era bello quando andavamo a mangiare da tua madre? I primi li hanno ricoverati in neuropsichiatria, poi gli altri, diciamo, li hanno curati a casa perché non c'era più spazio negli ospedali. Cioè, il lockdown ha cambiato inevitabilmente le nostre vite, le nostre abitudini. Abbiamo scoperto la cucina, specialmente quella alternativa. Mia nipote ci ha detto a suo padre: papà, ho fatto una torta senza burro, senza latte, senza zucchero, senza glutine. Se vuoi da suo padre, minchia, senza toita siamo. Non solo, abbiamo scoperto anche l'importanza di alcune professioni che ignoravamo letteralmente diciamo, quanto fossero importanti. Sto parlando del barbiere e del parrucchiere. Io stesso, la prima volta che ci sono tornato per lockdown, mi disse comprati un cappellino perché sono completamente quello che si chiama in latino capillus sminchiatus, cioè non si poteva tagliare perché con le forbici almeno davanti li sistemavo questi quattro pila, perché sono pochi, però crescono presto. E invece di dietro azzannava chi poi non ne pigliava, pigliava. Cioè. E anche lì abbiamo capito quanto era importante il barbiere, il parrucchiere. Mio cugino, mio cugino è stato fermato da una escort a Piazza Marina a fine aprile dell'anno scorso, la quale gli ha detto: bel maschione, per 20 euro ti faccio tutto quello che vuoi. Se vuoi da mio cugino, i capelli sa tagliare. E abbiamo detto tutto. Tra l'altro abbiamo fatto diventare un luogo di culto con il lockdown il supermercato, visto che era uno dei pochi posti dove potevamo andare. Cioè c'era gente che proprio perché si poteva uscire solo per il supermercato, per comprare 6 uova ci tornava 6 vuote, un uovo alla volta. Ed è tragico. Tra l'altro sul supermercato sono nate una serie di leggende metropolitane, alcune delle quali poco credibili, sinceramente. Mi dice un mio coinquilino, professore, è da almeno 2 mesi che mangio a sorpresa. Dico, ma che vuole dire? Siccome con la mascherina mi si appannano gli occhiali, un biochido accatto, lo scopro solo a casa. Ora, ci credi? Io sinceramente no. Un altro mi dice, vado a fare la spesa con mia moglie al supermercato, appena finiamo la spesa, entriamo in macchina, ci togliamo la mascherina e chissà qua. Dico, scusi, ma non si è preoccupato con chi fosse finito sua moglie? No, mi posso preoccupare per il disgraziato che ci capitò, perché conoscendo a mia moglie, cioè, di tutto e di più. Io a queste storie credo poco, mi sembrano un po' inventate per l'occasione, ma quella che vi sto per dire la dice lunga. Bene, di prima mattina al supermercato della mia zona un magazziniere sta sistemando dei pacchi di riso. Siccome si sa, col riso mica e misu, anche per metterlo a posto, il poveretto prendeva pacchi e li impostava, prendeva pacchi e li impostava. Forse Calare e Ghisaris, forse il cappuccino che aveva preso di prima mattina era ancora in circolo e probabilmente non l'aveva digerito, per cui spara una flatulenza rumorosa e non si sa quanto, diciamo, puzzolente, che colpisce appieno, diciamo, una signora, una vecchietta dietro di lui, la quale appena viene investita da questa sorta di arma fetale, esprime un concetto quanto mai lapidario. Giovanotto, vuoi vedere che sono sopravvissuta al coronavirus e avessi a morire col coronapiritus?